Botta e risposta tra Faraone e Schifani, nominato commissario per i termovalorizzatori. Un non senso per Italia Viva, vado avanti, risponde il governatore. Importanti novità sui tumori al polmone e alla pleura illustrati nel corso di un convegno stamane, l'intervista all'oncologo Savarino. Si trasforma in un duello tra sindacati la presa di posizione del CIMO che ha denunciato carenze all'ASP di Agrigento, oggi la risposta del CISL, Will ed altri che dicono attacco fuori dalle righe. Corsi fantasma allo Zen, anche 2 agrigentine indagate. Hacker Saccenze ammette violazioni ma nessun danneggiamento, dice. Operazione Kerkent, 4 provvedimenti di cattura dei carabinieri. 2 vini celebreranno l'evento Agrigento 25, ieri la presentazione a Casa Barbadoro, la Porziuncola anche in città nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, ieri la prima proiezione del film Idru in Santa Cecilia cerca coristi, conferenza stampa del Festival Pirandelliano. Acragas grande impegno e notizie per i tifosi in vista della gara di domani con l'Igea Virtus, mentre c'è un raduno degli arbitri a Ribera. A tutti bentrovati dalla nostra redazione. Apriamo parlando di rifiuti perché c'è un'accesa polemica tra Faraone e Schifani, che è stato nominato commissario per la realizzazione dei termovalorizzatori. Ne sapremo di più sentendo questo servizio. Risposta tra il governatore Schifani e Davide Faraone di Italia Viva in ordine alla nomina del presidente della regione come commissario per realizzare gli impianti di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti in Sicilia. È cosa buona e giusta, dice Davide Faraone, a ricorrere ad un commissario, ma nominare il presidente della regione siciliana, colui che invece doveva essere commissariato per incapacità manifesta, è quanto di più deleterio il governo nazionale potesse fare. Ma la risposta di Schifani non si fa attendere. Ma i deputati nazionali dell'opposizione che oggi contestano la concessione dei poteri commissariali al presidente della regione siciliana, dice il governatore, dov'erano quando le identiche prerogative per la costruzione del termovalorizzatore furono attribuite al sindaco del PD di Roma Gualtieri? La verità è che c'è un governo regionale pronto a risolvere definitivamente il problema dei rifiuti in Sicilia, sottolinea, e evidentemente questa prospettiva terrorizza. Noi andremo avanti, conclude Schifani, senza se e senza ma, nell'interesse dei siciliani. Adesso parliamo di salute perché stamane c'è stato un importante focus ad Agrigento sui tumori al polmone e alla pleura con delle novità. L'iniziativa è stata voluta con la presenza dell'oncologo Nino Savarino, che tra l'altro abbiamo anche ascoltato sull'importante tema. I tumori del polmone sono in realtà un big killer dell'oncologia. Pensate che in Italia ogni anno 44.000 persone si ammalano di tumore del polmone, in gran parte uomini, 30.000 uomini e 14.000 donne. E purtroppo è ancora una patologia che fa tante vittime, nel senso che noi abbiamo una probabilità in atto di sopravvivenza che non supera il 20%. E anche quando il tumore viene diagnosticato nella fase operabile della malattia, il 40-60% di questi casi è destinato a recidivare nei primi 5 anni. E allora è necessario porre in essere quanto necessario per capire
chi si ha di fronte, perché in realtà i tumori del polmone sono tante malattie diverse tra di loro, non sono una singola malattia. Noi li definiamo tumori del polmone per la sede, ma sono malattie completamente diverse. Io faccio sempre un esempio, l'esempio delle automobili. Dire io ho un tumore del polmone è come dire io ho un'automobile, c'è un mondo dietro, dalla City Car alla Ferrari che corre in Formula 1. E allora oggi abbiamo la possibilità di fare un identikit del tumore che abbiamo di fronte per trattarlo in maniera strategicamente adeguata. Noi in termine tecnico parliamo di profilazione. Cosa significa profilazione? Significa andare a vedere se il tumore del polmone che ho di fronte ha dei punti che io posso aggredire con dei farmaci innovativi. Noi abbiamo dei farmaci a bersaglio molecolare che lì dove c'è questo tallone di Achille della cellula neoplastica che ho di fronte possono essere utilizzati e sono farmaci estremamente efficaci che servono a dare delle sopravvivenze prima impensabili a pazienti che erano destinati ad avere una prognosi infausta nel breve periodo. Ma oltre che di questo noi parleremo anche di tumori che non hanno queste mutazioni che sono draggabili. Parleremo di questi tumori e di quanto importante sia l'aggiunta dell'immunoterapia alla chemioterapia, che ha da un lato nel tumore ancora potenzialmente operabile portato all'operabilità stessa un tumore che prima non lo sarebbe stato, e dall'altro lato ha aumentato la sopravvivenza di questi tumori. E lo stesso discorso anche in tumori nella fase avanzata metastatica che hanno visto migliorare notevolmente la prognosi di questi pazienti con una qualità di vita la migliore possibile. Resta sempre comunque un monito per tutti noi: evitiamo di fumare, perché la prevenzione del tumore attraverso un comportamento e uno stile di vita adeguato che eviti il fumo di sigaretta, che è correlato allo sviluppo del tumore, sicuramente è ancora un'arma estremamente importante per combattere questo tipo di malattia, che è una malattia, come abbiamo detto, estremamente importante, uno dei big killer dell'oncologia. Lei ha parlato dell'abbinamento di un'altra terapia alla chemioterapia. Ecco, cosa è e cosa cambia? Io ho parlato sì della immunoterapia. L'immunoterapia serve sostanzialmente a potenziare il nostro sistema immunitario, cioè le nostre cellule soldato. E allora, da un lato la chemioterapia aggredisce le cellule tumorali, ma se noi potenziamo il nostro sistema immunitario, queste cellule tumorali verranno anche aggredite dai nostri linfociti, dalle nostre cellule soldato, potenziando l'azione di questo trattamento chemioterapico. E in realtà diversi studi hanno dimostrato che così è, che questo razionale scientifico risponde a una realtà clinica, per cui associare l'immunoterapia alla chemioterapia dà dei vantaggi sia in termini di risposta che in termini di sopravvivenza. E si trasforma in un botta e risposta tra sindacati. La posizione espressa dal CIMO, che in una nota ha denunciato nei giorni scorsi carenze all'ASP di Agrigento. Sulla complessa tematica intervengono altre segreterie provinciali, quella di CISL, UIL, FIALS, FASID, Nursing, che dichiarano che invece l'operato dell'attuale amministrazione dell'ASP di Agrigento ha consentito la sottoscrizione di un nuovo regolamento per l'attribuzione dei buoni pasto, ha tra le altre cose anche condotto il confronto per la definizione dei fondi contrattuali, che si tradurrà in un aumento irreversibile dei valori stipendiali, e tutto questo consentirà anche di aggiornare l'organigramma degli incarichi, dicono. Per queste ed altre ragioni, concludono i sindacati, riteniamo l'attacco di CIMO del tutto fuori dalle righe.
Corsi fantasma alla scuola Falcone dello Zen di Palermo, diversi provvedimenti di sequestro preventivo da parte dei carabinieri, tra l'altro tra gli indagati ci sono anche due agrigentine, Calogero Ognibene, 64 anni di Menfi, e Alida Ippolito, 48 di Sambuca di Sicilia. Avrebbero firmato attestando falsamente la loro presenza e quella degli studenti per giustificare alcuni corsi fantasma e i relativi finanziamenti europei, intascando così in qualità di esperti o tutor, secondo quanto sostiene l'accusa, soldi non dovuti. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 20.000 euro a carico di 11 persone indagate a vario titolo per i reati di falso, truffa e induzione indebita. A sé di loro è stato inoltre notificato un avviso di garanzia. L'inchiesta, denominata La coscienza di Zeno, condotta da febbraio 2022 ad aprile 2023, coordinata dai procuratori europei delegati Calogero Ferrara e Amelia Luise, ha permesso di scoprire l'esistenza di un centro di interessi illeciti radicato proprio all'interno dell'Istituto Scolastico Falcone allo Zen, portando così il 21 aprile di quell'anno all'esecuzione di 3 provvedimenti cautelari nei confronti della preside Daniela Loverde, del vicepreside Daniele Agosta e di Alessandra Conigliaro, dipendente di un negozio di informatica. Dei successivi accertamenti era emerso come i dirigenti scolastici, con la compiacenza in concorso con insegnanti e collaboratori scolastici che per l'occasione rivestivano la figura di esperto o tutor in progetti realizzati con fondi comunitari, avrebbero attestato il regolare svolgimento delle attività di fatto mai realizzate o solo in parte, per giustificarne così l'esistenza ed accaparrarsi i relativi cospicui finanziamenti europei. In questo modo l'ex dirigente scolastica e il suo braccio destro avrebbero sottratto alla scuola strumenti tecnologici e molto altro. Dopo gli arresti le indagini sono andate avanti e hanno portato alla contestazione di svariati episodi in cui gli insegnanti avrebbero attestato falsamente sia la loro stessa presenza che quella degli alunni all'interno dell'istituto, apponendo firme o presenze false anche in orari extracurriculari. Le somme sequestrate all'esito degli accertamenti dell'European Public Prosecutors Office di Palermo costituiscono il profitto che gli indagati avrebbero indebitamente percepito per gli incarichi retribuiti. Ad inizio anno l'ex preside Loverde e il vice Agosta, per un lungo periodo ai domiciliari, avevano chiesto il patteggiamento a 1 anno e 10 mesi, che però è stato respinto dal giudice, che l'ha ritenuta una pena troppo bassa. Accolta invece l'istanza presentata dalla terza imputata Alessandra Conigliaro. Adesso però l'inchiesta rischia di allargarsi ulteriormente con il coinvolgimento di docenti e non solo, che avrebbero assecondato i dirigenti, ottenendo così somme che non gli sarebbero spettate. È stato interrogato dai magistrati di Napoli l'hacker saccense Carmelo Miano, 24 anni, residente a Gela ma domiciliato a Roma, dove lavora come impiegato informatico. Ne dà comunicazione oggi il settimanale Grandangolo, che spiega anche che il giovane ha ammesso gli addebiti contestati e ha dichiarato la sua disponibilità a fornire dettagli utili alle indagini sulle incursioni informatiche ai sistemi del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e del TIM, anche se ha perentoriamente affermato di non avere arrecato danneggiamenti ai sistemi oggetto di incursione. Dopo la sentenza della Cassazione scattano gli arresti, sono 4 i provvedimenti di cattura eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta Kerkent. L'operazione ha fatto luce sulla scalata a vertice della famiglia mafiosa di Agrigento del boss Antonio Massimino. Nella serata di ieri la Cassazione si è pronunciata definitivamente sulle posizioni di 14 persone, come scritto anche da Grandangolo.
4 di loro erano ancora a piede libero e sono state arrestate. Si tratta di Antonio Giuseppe Messina, 66 anni, condannato a 9 anni e 4 mesi, Marco Davide Clemente, 32 anni, condannato a 9 anni e 2 mesi, Fabio Contino, 45 anni, condannato a 8 anni, Giuseppe Tornambene, 41 anni, condannato a 8 anni e 4 mesi. Tutti sono stati giudicati responsabili dei reati di associazione a delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, detenzione e porto illegale di armi clandestine e ricettazione. Al termine dell'attività di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento. Il Blitzkrieg è scattato all'alba del 4 marzo 2019, quando gli agenti della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, arrestarono 32 persone al termine di un'attività di indagine cominciata all'indomani della scarcerazione del boss Antonio Massimino, figura principale dell'inchiesta che avrebbe riorganizzato la famiglia mafiosa di Agrigento e creato contemporaneamente una holding dello spaccio facente capo a lui. E litiga con la fidanzata, la insulta, minaccia e aggredisce. È successo in un'abitazione del quartiere balneare di San Leone ad Agrigento. Sono stati i poliziotti delle volanti intervenuti sul posto a denunciare l'uomo per il reato di maltrattamenti. La ragazza ha invece rifiutato le cure ospedaliere, ma è stato attivato il codice rosso, il protocollo che tutela le vittime di violenza. E fuoco al porto turistico di Marianello di Licata, un'imbarcazione di 6 metri di proprietà di un pescatore 39enne è stata danneggiata da un incendio la cui natura è adesso al vaglio degli investigatori. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco. E adesso parliamo di due vini che celebreranno Agrigento, capitale della cultura. Uno è il rosso Diodoros, l'altro il bianco che si chiama 1934. Il parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e Casa Barbadoro ieri ne hanno accolto la presentazione e proposto la degustazione. Vediamo. Giovanni Greco, oggi qui a Casa Diodoros si presentano i vini di CPA. Ecco, quali novità e quali sono le particolarità di questo prodotto che voi offrite a una larghissima clientela? Beh, io più che parlare dei prodotti di CPA, che sono tanti, questa è la serata che noi abbiamo dedicato ai vini in onore di Agrigento, capitale della cultura. Noi abbiamo fatto in collaborazione con l'ente parco, con cui abbiamo rapporti di collaborazione, di concessione, due etichette che celebrano, diciamo così, in maniera iconica, uno Luigi Pirandello e l'altro Diodoro Sicolo, che poi è il vino che noi abbiamo fatto in questi anni qui dal vigneto dentro il parco archeologico. E quindi in questo senso vogliamo dare un contributo dal punto di vista produttivo in un progetto culturale e di sviluppo territoriale, perché io ritengo che tutti gli attori presenti sul territorio, imprese, associazioni, enti culturali, devono avere un rapporto sinergico perché veramente sia un'occasione importante da non perdere, quella del prossimo anno, perché io credo che tutti gli occhi sono rivolti verso Agrigento e noi dobbiamo mostrare il meglio, il bello, il buono che c'è in provincia di Agrigento, sia dal punto di vista dei beni culturali, paesaggistici, ma anche delle cose che si producono. E il vino è un'eccellenza che distingue nettamente le produzioni agricole e vitivinicole della nostra zona, e CPA Conicat vuole dare questo modesto contributo allo sviluppo, alla conoscenza e all'identità territoriale e culturale di questa provincia. Direttore, oggi a Casa Diodoros si presenteranno i vini di Agrigento 2025 in collaborazione con la CPA. Sì, soprattutto presentiamo la nuova veste grafica delle etichette che sono dedicate all'evento ormai importante che si è prossima a iniziare, che è il Capitale della Cultura. Quindi il vino Diodoros,
che noi facciamo con CVA e che Uve della Valle dei Templi avrà una nuova etichetta e il vino dedicato a Luigi Pirandello avrà una nuova etichetta, quindi quale migliore occasione per metterla assieme e presentarla qui in questo posto fantastico dove si raccontano le buone politiche di tutela e salvaguardia di un aspetto importante della Valle dei Templi che è il paesaggio. Avete scelto proprio una serata particolare con tanti ospiti, ma sarà anche l'occasione per presentare altri prodotti di Diodoros? Il progetto ormai è andato avanti, credo che siamo arrivati a 30 progetti, gli ultimi nati sono le nostre farine, le farine significa fare la pasta e la facciamo, abbiamo presentato già il pane proprio qui a Diodoros e prossimamente presenteremo i nuovi prodotti che stiamo esportando nelle altre aree archeologiche che ci sono state donate, per esempio a Canicattì, proprio di fronte alla cantina di CVA c'è un'area archeologica, abbiamo riaperto l'anno scorso Vito Soldano e a Vito Soldano abbiamo impiantato un vigneto e un frutteto che saranno prodotti di Diodoros che nasceranno nei prossimi mesi. Casa Barbadoro resta sempre un punto di riferimento qualificato per i turisti? Devo dire che è molto attraversata, il posto dove facciamo conoscere il progetto Diodoros è un posto incantevole che ha dentro di sé, a partire dalla necropoli Giambertoni, ma è dentro la valle, è un posto dove raccontiamo il nostro progetto Diodoros, ma raccontiamo le buone politiche che altri enti o strutture fanno sul territorio e devo dire che la Sicilia è impregnata da salvaguardia di paesaggio. Noi siamo l'agricoltura era per noi siciliani. Sono i vini che la Coltivatori Associati di Canicattì insieme al Parco Archeologico regala alla città di Agrigento in vista di questo 2025 che speriamo si riesca a organizzare bene. E potremo anche brindare col Diodoros, che è un vino rosso che è creato dalle uve che vengono coltivate tutto attorno ai templi, e anche con il 1934, un vino che ha un numero ma che ricorda la data del 10 dicembre 1934, che è il giorno in cui il grande Luigi Pirandello, al grande Luigi Pirandello fu attribuito il Nobel per la letteratura. Questi due vini, 2500 anni di storia, il Diodoros con i suoi templi e il 1934, un po' meno anni, ma certamente importante il riferimento culturale, Pirandello e il contesto. Bene, tutto questo ci aiuta a ricordare come questa terra sia legata, doppia mandata con la sua storia, che è storia di pietre millenarie e di grandi scrittori, Pirandello, Sciascia, Russello, Tomasi di Lampedusa e così via, ed è un modo per legare tutto e trasformare il vino in un elemento di racconto. Così come anche ad Assisi Agrigento ha la sua Porziuncola, ovvero il luogo annoverato tra i luoghi francescani più importanti, da dove San Francesco comprese la sua vocazione. Essa è ubicata presso l'omonima chiesa di Santa Maria degli Angeli Agrigentina. Ieri, in occasione della festività del Poverello di Assisi, santo patrono d'Italia, la comunità parrocchiale ha voluto farne memoria e inaugurare il giorno prima il Christus Patiens, una riproduzione della figura del Cristo sulla croce, un tipo di raffigurazione molto cara ai francescani che vuole significare l'immedesimazione dei fedeli nei dolori umani di Cristo, un momento molto partecipato, storico per questa chiesetta, durante il quale sono risuonate le parole di frate Francesco: Laudato si, mio Signore. E ieri sera anche ad Agrigento c'è stata la proiezione del film Iddu, il film su Matteo Messina Denaro. Ce ne riferisce Eugenio Cairone. Il Cinema Ciak della famiglia Lupo di via 25 Aprile ad Agrigento ha ospitato ieri sera un altro grande evento, la presentazione in anteprima del film Iddu, l'ultimo padrino, sulla latitanza di Matteo Messina Denaro.
Il pubblico che ha gremito la sala ha avuto l'opportunità di incontrare il regista Antonio Piazza e il protagonista Elio Germano, lo straordinario interprete del boss. Il film è stato girato anche nell'Agrigentino, nella zona del Belice. La pellicola racconta del rapporto tra Matteo Messina Denaro e l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino. Ricordiamo che a proposito a Castelvetrano, nell'unico cinema cittadino della famiglia Vaccarino, il film non si potrà vedere. La proiezione è stata praticamente vietata. Al CIAC di Agrigento il film è stato presentato da Marco Gallo, un successo anche per lui, che parla di una bella esperienza, quella di trovarsi davanti ad un pubblico che ha tanto gradito la presenza di Elio Germano, cordiale e disponibile, che prima di andare via si è intrattenuto con i fan per una foto. Il film sarà nelle sale, compreso il CIAC, a partire dal 10 ottobre. Siete già stati in altre città della Sicilia per presentare questo film, intanto come sta andando queste prime presentazioni? Guarda, intanto grazie a tutti di essere qui, grazie delle cose che hai detto presentando. Diciamo come sta andando non lo sappiamo perché noi facciamo solo la presentazione prima del film, che è molto più comodo perché poi quando c'è il giudizio vero sul film noi stiamo già a cena. E che c'è, degli strani rientri? Questo c'è. Ah, ecco, facciamo uno per uno, sì. E, quindi no, sta andando bene, per noi è un po' faticoso perché giriamo per tante città della Sicilia dove i trasporti, cioè, diciamo, non sono proprio, adesso sicuro arriva il ponte che risolve tutti i problemi, però per il momento, insomma, stiamo un po' in questa, però è piacevole incontrare il pubblico perché noi facciamo cose di solito da lontano, quindi... Tra l'altro in questi giorni è uscito anche il trailer sulla vita di Berlinguer che ti vede protagonista, quindi è un periodo dove sei protagonista di grandi film e si arriva... in giro parecchio. Eh sì, beh, diciamolo chiaramente, sei uno dei migliori attori italiani degli ultimi 20 anni. Ringrazio per questa fiducia. È meritatissimo, è meritatissimo. E si arriva al film Iggio. Quanto è stato difficile interpretare questo ruolo? Come ci sei entrato nel personaggio? No, ma appunto, come diceva Antonio, poi magari insomma è anche strano parlare di un film che non avete visto, insomma, però l'approccio, ecco, che hanno avuto loro e che quindi hanno trasmesso anche a tutti i collaboratori del film è quello di partire con estremo rigore ed estrema accuratezza dai fatti concreti, reali, che sono accaduti in quella fetta di 1 o 2 anni, insomma di pochi anni, quanto è lo spazio narrativo, perché fossero da simbolo ad altro e poi concentrarsi appunto liberamente su queste possibilità. Per cui ecco, non è un film d'inchiesta giornalistica o quant'altro, ognuno ovviamente può farsi la sua cultura su quello che è realmente successo nel nostro paese per conto proprio. Il coro di Santa Cecilia apre le porte a nuovi coristi per potenziare l'organico della formazione musicale agrigentina. Le audizioni avranno luogo ad Agrigento presso il Museo di Santo Spirito domani, domenica 6 ottobre, a cominciare dalle ore 16. La partecipazione è libera ed è sufficiente che gli aspiranti coristi abbiano una spiccata sensibilità musicale e una buona attitudine al canto. Da quest'anno il Santa Cecilia si avvarrà della prestigiosa collaborazione del maestro Salvatore Salvaggio, apprezzato baritono basso nei più importanti teatri lirici italiani ed europei. La scelta di mettere nuovi cantori nel nostro coro, dicono, si ritiene opportuna in vista anche dei grandi prossimi eventi culturali per Agrigento 2025, ai quali il coro è stato invitato a partecipare. E adesso consueto spazio alla pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Ed è stato presentato stamane nel foyer Montalbano del Teatro Pirandello il Festival Pirandelliano. Per noi c'era Arturo Cantella. Francesco Bellomo, oggi conferenza stampa di presentazione del Festival Pirandelliano, spettacoli che gireranno in alcuni centri della nostra provincia, itineranti.
Ma in realtà l'idea nasce dall'emendamento che ha fatto sì che una serie di teatri, dal Pirandello di Agrigento al Teatro di Menfi, di Racalmuto, di Canicattì, di Sambuca di Sicilia, di Licata, di Santa Margherita Belice, diventassero teatri monumenti nazionali. Quindi da questa idea, da questo emendamento, chiamiamolo, mi è venuto invece in mente di fare un progetto che in qualche modo potesse fare una sorta di rete fra questi bellissimi teatri. Ci sono riuscito fortunatamente, quindi abbiamo fatto una programmazione di livello nazionale pur avendo poco tempo a disposizione, tant'è che abbiamo iniziato con Gianfranco Iannuzzo, proseguiamo con Michele Placido, Pippo Pattavina, Enrico Guarneri. Insomma, ci sono tanti appuntamenti importanti, tutti di grandissima qualità, e in questa sorta, diciamo, di prosecuzio ideale di quella che una volta fu la settimana pirandelliana, abbiamo anche tirato di nuovo fuori il premio Caos, che quest'anno sarà abbinato al premio Montalbano, perché Pippo Montalbano e la settimana pirandelliana sono stati, diciamo, un connubio quasi inscindibile, quindi mi sembrava giusto in questa serie di iniziative dare dei riconoscimenti a quelle personalità artistiche che si sono distinte nel settore pirandelliano e quindi premiarli con questi due, fra virgolette, premi storici, che sono il premio Caos che si faceva durante la settimana pirandelliana e successivamente il premio Montalbano. Ma al di là di tutto ritengo che sia molto importante che questi teatri così belli, così importanti possano finalmente tornare a vivere con l'afflusso di un pubblico importante, anche di turisti. Abbiamo visto a Menfi in occasione dell'inaugurazione sabato scorso il Teatro del Mare era pieno, ma pieno anche di turisti che venivano da fuori, quindi sono contento di questa iniziativa, spero di poterla continuare nel tempo. Racalmuto è impegnata in queste tour del Festival Pirandelliano con degli eventi anche particolari, con dei premi che sono stati inseriti da regista Bellomo. Sì, ringraziamo ovviamente il Teatro Pirandelliano, ringraziamo il sindaco d'Agrigento Franco Micichè e la direzione artistica di Francesco Bellomo. E infatti abbiamo avuto assegnati questi due spettacoli straordinari, uno spettacolo con Pippo Pattavine e un altro con Michele Placido. E quindi saremo lieti di poter ospitare e saranno inseriti in un cartellone più ampio che stiamo preparando anche con altri spettacoli che il Comune in collaborazione con la Fondazione Sciascia sta organizzando. Abbiamo alcuni spettacoli con la regia di Fabrizio Catalano ed altri spettacoli e faremo un cartellone, penso, di livello come merita. Ma certamente il fiore all'occhiello sono questi due spettacoli gentilmente concessi dal Teatro Pirandello con la direzione artistica di Francesco Bellomo. Io devo ringraziare il direttore artistico di Francesco Bellomo per questa idea meravigliosa, peraltro ricalca quello che io ho voluto, cioè l'unione della provincia, quindi sarà uno spettacolo itinerante che rappresenterà e celebrerà il nostro drammaturgo Luigi Pirandello nei teatri della provincia di Agrigento. E posso anticipare che anche con Francesco Bellomo stiamo anche lavorando per una produzione teatrale itinerante anche non solo nella nostra regione siciliana ma anche in tutta Italia, coinvolgendo le 9 città che erano state candidate a Capitale della Cultura 2025 insieme ad Agrigento. Caterina Montalbano, ecco, si ritorna a parlare del premio Montalbano inserito in questa iniziativa che oggi è presentata qui al teatro, che è il Festival Pirandelliano. A Racalmuto ritornerà di nuovo il premio Montalbano. Sì, sono felice ed onorata sia della conferenza stampa che viene tenuta qua presso il foyer intitolato a Pippo Montalbano e sia del premio Montalbano giunto alla sua 15ª edizione che quest'anno abbiamo l'onore ed il piacere di presentare al Teatro Regina Margherita di Racalmuto in occasione dell'inaugurazione di questa bellissima rassegna del Festival Pirandelliano diretta con la direzione artistica di Francesco Bellomo, che vedrà delle bellissime compagnie importanti, degli attori grandiosi impegnati in questa rassegna e che ci vedrà protagonisti giorno 10 per la premiazione. I nomi dei premiati verranno resi noti lunedì mattina con un comunicato stampa.
Anche Licata è coinvolta in questa iniziativa del Teatro Pirandelliano? Sì, noi siamo molto lieti di ospitare uno degli spettacoli di pregio del Festival Pirandelliano al Teatro Re Grillo di Licata, che da poco ha riaperto le sue porte al pubblico, e abbiamo iniziato con amore una grande stagione 2024-2025. Inserire uno spettacolo del genere per noi è un grande pregio. Grazie. È iniziata la bonifica per la presenza di inquinamento da metalli pesanti nell'area Drasi, da oltre 60 anni utilizzata come poligono di tiro dell'esercito. La Procura di Agrigento ha avviato le indagini su sollecitazione di Mare Amico e dopo gli accertamenti effettuati dai carabinieri del nucleo forestale ed ambientale in collaborazione con l'ARPA regionale è stato accertato il superamento dei livelli di sicurezza previsti per quel tipo di zona. Il prossimo step, dice Maro Amico, sarà la bonifica del mare prospiciente l'area, poiché è inquinato dall'enorme presenza di ogive contenute nei proiettili utilizzati negli anni e finiti in mare. Astensioni Webuild in Sicilia, l'intervista al presidente della regione. Tutto nasce da una mia proposta fatta all'ingegner Salini, il WeBuild, segnalandogli come questa grossissima azienda fosse impegnata in maniera massiccia in Sicilia con infrastrutture ma anche tecnologie e anche risorse umane. Ho chiesto se poteva aiutare la Sicilia reclutando all'interno della nostra regione manovalanze. Mi è stata data disponibilità, di questo non posso ringraziare l'ingegner Salini. Le condizioni sono quelle di formare questi giovani, perché mi è stato segnalato questo dato che noi conosciamo. Oggi si avvia un percorso, 200 ragazzi verranno selezionati ed avviati alla formazione e quindi all'assunzione. È un primo passo di un lungo passo che prevede nel giro di alcuni anni la selezione e la qualificazione d'assunzione di 6.000 giovani. Questo è un modo di far politica nel quale crediamo, per il quale il partenariato pubblico-privato dà grandi risultati. Lo sport, importanti novità e domani interessante impegno per l'Acregas che incontra fuori casa l'Igea Virtus. La squadra dopo la vittoria di domenica scorsa ha ripreso entusiasmo, c'è il servizio di Carmelo Lentini e le interviste. Quella appena trascorsa è stata una settimana di grande lavoro e concentrazione per l'Acregas di Pino Rigoli, che dopo la tonificante vittoria di domenica scorsa contro la San Cataldese cerca di proseguire sulla strada della positività sul rettangolo di gioco di Barcellona Pozzo di Gotto. L'intera rosa di calciatori è abbastanza concentrata e segue con attenzione le direttive del proprio mister. Intanto continua ad incrementarsi la rosa degli under. È arrivato il terzino sinistro Riccardo Prestigiacomo, classe 2006, proveniente dall'Enna e nel recente passato ha vestito le maglie di Santa Croce e Marineo. È cresciuto nel settore giovanile del Palermo. La terna arbitrale designata per la sfida alla Nuova Igea è composta da una triade tutta calabrese. La gara, che avrà inizio alle 15 ed è valevole per la quinta giornata di andata del campionato Serie D Gironì, sarà diretta da Loris Graziano di Rossano con assistenti Francesco Otranto di Rossano e Nicolò Matteo Presta di Cosenza. Ed ora le altre gare in programma. È un turno favorevole ma non facile, seppur in casa, per la capolista scafatese che guida la classifica a punteggio pieno ed ospita l'imbattuto Paternò. Anche per i più immediati inseguitori della capolista, ossia il Siracusa e la Regina, si prevedono impegni piuttosto delicati, dovendo incontrare rispettivamente il Pompei in trasferta e la Cireale al Granillo. Il turno in programma prevede anche derby tra formazioni isolane, tutte di grande rilievo e notevole importanza. Ci riferiamo a Sant'Agata Enna, Ragusa Licata e Nuova Igea Acregas. Mister della Nuova Igea è Francesco Di Gaetano, confermato dopo la brillante salvezza della scorsa stagione, mentre sulla panchina sempre della squadra della Nuova Igea, oltre l'ex allenatore Gigante, ci sono anche altri ex biancazzurri come il suo secondo, Vincenzo Porretto, e i giocatori Ferrante, Biondo, Trombino e Violante.
Per la cronaca, mister Di Gaetano ha iniziato la sua brillante carriera quale secondo di Roberto Boscaglia, anche lui un ex Acregas, nel Trapani, per poi proseguire e allenando il Paceco, il Biancavilla, con cui ha vinto anche il campionato, il Palazzolo, appunto l'Acregas, il Cittanova e il Santa Maria Cilento. Ma ci sono anche le altre gare come Castrum Favara Vibonese, Sant'Agata Enna, Pompei Siracusa, Locri Nissa, Ragusa Licata, Regina Acireale, San Cataldese San Biase e Scafatese Paternò. Ed ora spazio alle interviste. Vigilia di Igea Virtus Acregas in sala stampa per presentare il match mister Pino Rigoli. Mister, che gara dobbiamo aspettarci domani? Sicuramente sarà una gara molto complicata, una gara dove ci sono delle grosse insidie, principalmente perché l'Igea è una squadra di valore in tutti i suoi componenti, a partire dallo staff per arrivare a tutti i giocatori, quindi giocatori di assoluto valore, e quindi non è una partita semplice, quindi noi dobbiamo cercare di stare molto attenti in questa partita, perché è una partita deve essere una partita di grande sacrificio, perché l'Igea è una squadra veloce, è una squadra che verticalizza bene, ha degli attaccanti importanti, ma io ritengo che ha dei giocatori importanti in tutti i reparti. La tua Acregas mentalmente, fisicamente, come arriva a questo derby siciliano? Ma guarda, sicuramente arriviamo da una settimana fatta bene, anche se ancora io mi aspetto di più, perché il bene non basta, bisogna fare qualche cosina in più, perché abbiamo una posizione di classifica che è molto deficitaria, e quindi la cosa che dobbiamo capire è che non possiamo permetterci errori, non possiamo permetterci di sbagliare, fermo restando che poi ogni partita è aperta a tutti i risultati, si parte da 0-0, però noi dobbiamo cercare dopo la partita, qualsiasi sia il risultato, non ci dobbiamo rimproverare niente, perché vuol dire che abbiamo dato il massimo, e quindi dobbiamo andare sempre alla ricerca dell'eccellenza in ogni partita, in ogni allenamento, e quindi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, veniamo da un risultato positivo, e quindi questo ci ha permesso pure di lavorare con la giusta concentrazione, con la giusta attenzione. Dopo 15 giorni di lavoro io ti do il mio personale benvenuto, grazie, bentornato, grazie. Dove ci siamo visti solo oggi. E dopo 15 giorni di lavoro dico, avrai avuto modo quantomeno di percepire i valori della tua rosa, quindi in termini di qualità, di pregi e di difetti. Ti va di condividere anche con i tifosi quelli che tu ritieni possano essere proprio queste caratteristiche? Ma guarda, sicuramente è una squadra che si è messa a disposizione, anche perché abbiamo giocatori che hanno calcato anche campionati di categoria superiore, e quindi abbiamo giocatori sicuramente di buona qualità, e naturalmente però questa qualità la dobbiamo mettere a disposizione della squadra. Se questa qualità è fine a se stessa non ci serve, ma ci serve un qualcosa che ci possa fare fare il salto per poter raggiungere dei risultati positivi, e sappiamo in questo momento che siamo come ho detto prima, siamo in una situazione di grande difficoltà per quanto riguarda la classifica. Quest'anno sarà un campionato duro, complicato, dove con 12 siciliane ci saranno 12 derby, se così possiamo chiamare. Le due napoletane sono due squadre che sono state costruite per vincere, stesso discorso dicasi per le calabresi, sono delle squadre di assoluto valore, la Regina, la Vibonese, e io metto anche il Locri, che l'ho visto in qualche partita, mi sembra una squadra che è molto attrezzata. Il San Biase sta facendo bene, quindi se andiamo a stringere il cerchio sappiamo che le candidate possono essere siciliane per quanto riguarda la retrocessione, quindi noi ci dobbiamo dare da fare per cercare di risalire quanto prima possibile. Hai giocatori di qualità, questo noi l'avevamo avvertito sin dalle prime battute di questa nuova stagione. A volte però, oltre all'estetica, bisognerebbe anche concretizzare. A volte questa squadra si perde in leziosità. Hai già compreso come e dove devi intervenire? Ma ci sto lavorando, stiamo lavorando con lo staff per fare proprio questi interventi, perché sai, in questi campionati non basta solo la qualità,
ci vuole la qualità e poi ci vuole pure grande sacrificio, grande determinazione, ci vuole corsa, ci vuole che bisogna vincere i duelli, cosa che devo dire domenica, secondo me la differenza con la partita che abbiamo vinto l'ha fatta questa, perché è una partita di grande equilibrio, dove l'episodio ha sbloccato la partita e noi per 70 minuti abbiamo tenuto botta alla Sangaldese proprio perché abbiamo avuto questo atteggiamento, ma se noi ci viene a mancare l'atteggiamento che abbiamo avuto domenica, sicuramente rischiamo grosso, quindi non ci può venire meno la qualità, ok, ma solo la qualità non basta. Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 9, presso l'impianto sportivo Spadaro e successivamente presso la sala riunioni appositamente adibita nel municipio di Ribera, si svolgerà il raduno degli arbitri e osservatori di calcio FIGC della sezione AIA di Agrigento. Grazie al patrocinio e all'organizzazione dell'amministrazione comunale riberese, i fischietti agrigentini sosterranno i test atletici e tecnici e conosceranno le nuove disposizioni dell'organo tecnico sezione presieduto da Gero Drago, di cui fanno parte Fabio Pasciuta, Pietro Costanza, Calogero Giardina. Per l'occasione presenti anche i componenti CRA Sicilia e Pietro Cumbo del settore tecnico nazionale. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo sempre che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo. Grazie per averci seguito, a tutti buon weekend e appuntamento alle prossime edizioni.